Benvenuti ad una nuova puntata di Sei a Casa. Come ogni giovedì torna l'appuntamento con Confartigianato Imprese Verona e oggi parliamo di una figura davvero molto importante, quella del maestro artigiano, perché la Regione ne riconosce la figura nella nuova legge appunto sull'artigianato. Ne parliamo con il presidente di Confartigianato Imprese Verona, in collegamento con noi c'è Roberto Iraci Sareri. Ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Presidente, partiamo da questa novità perché finalmente è stata riconosciuta la figura del maestro artigiano, ma cerchiamo di capire chi è il maestro artigiano e che cosa fa. Allora, innanzitutto è una grande soddisfazione per noi perché è qualche anno insomma, che correvamo dietro a questa nuova legge regionale e il fatto di aver riconosciuto quello che è una cosa ormai che è sempre stata, quella di essere maestri nelle proprie attività, ma di avere la possibilità che sia normata, di avere quindi una legge che ne stabilisca proprio l'effettivo valore, per noi è una grande soddisfazione. Partiamo subito da qui. Chi è il maestro artigiano? Il maestro artigiano è colui che ha ovviamente delle capacità imprenditoriali, manageriali, ovviamente riconosciute, documentabili, che abbia quindi avuto la possibilità di collaborare o di lavorare direttamente in un'impresa, ma che soprattutto abbia quella formazione pedagogica per trasformare, per portare, per lasciare tutto il proprio know-how, le proprie abilità lavorative alle future generazioni. Quindi il senso è proprio quello di avere una figura, come del resto è sempre stato, quello di essere maestri nelle proprie attività, nelle proprie botteghe artigiane, ma che sia in grado di trasmettere questo valore in più che abbiamo nelle nostre botteghe da poter trasmetterlo alle nuove generazioni future. E i maestri artigiani, grazie a questa nuova legge, saranno facilmente riconoscibili perché potranno esporre un'etichetta che certifica appunto il loro titolo e la qualità del loro lavoro. Certo che sì, innanzitutto bisogna avere delle qualifiche ben definite, come dicevo prima, quindi ovviamente a parte l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane verrà istituito proprio un albo delle imprese di maestri artigiani a livello veneto. Da qui ovviamente la possibilità di avere un marchio distintivo per quello che riguarda appunto questa qualifica da poter utilizzare come logo nelle proprie imprese ma anche nelle proprie insegne di attività. Quindi sì, assolutamente è un qualcosa che deve essere un valore aggiunto ma che ovviamente non deve fermarsi su quello che è un simbolo, ma deve essere veramente un valore riconosciuto a livello normativo, come dicevo prima. E quindi è aperto anche già un tavolo a livello regionale per quanto riguarda le possibilità che avranno gli iscritti a questo albo e di qui insomma c'è tutto un lavoro da fare, quindi questo è un primo passo per cominciare ad avere qualcosa in più come attività artigianale. Ma come si diventa maestro artigiano? Ma innanzitutto bisogna, come dicevo, essere iscritti all'albo delle imprese, bisogna avere almeno da 10 anni un'attività in proprio, ci sono altre possibilità che possono essere quelle di 8 anni di impresa più altri 4 di coadiuvante familiare o dipendente. Insomma ci sono varie possibilità per quanto riguarda, ma noi abbiamo aperto come Confartigianato Imprese Verona uno sportello proprio dedicato per chi avesse voglia di informazioni specifiche per dettagliare esattamente tutto quello che serve. Ma oltre a quello che è l'iscrizione, come dicevo, bisogna avere anche delle competenze certificate, quindi ovviamente tramite dei corsi effettuati, tramite comunque delle cose che possono attestare che l'azienda ha delle qualifiche particolari.
Dopodiché, l'ho detto all'inizio, lo ribadisco, bisogna avere delle formazioni pedagogico-formative molto importanti, qua attraverso del tutoraggio per l'apprendistato ad esempio, piuttosto che delle ore di docenza, tutte cose che verranno poi vagliate a livello di regione e che daranno, se ovviamente l'esito è positivo, la qualifica di maestro artigiano. Quindi c'è tutto un iter da seguire, tutte delle carte da presentare che poi non è... aiutiamo molto volentieri chi ha voglia di avere questo titolo, ma che non deve essere ovviamente, come ho detto all'inizio, un titolo meramente da mettere sul logo e basta, ma deve essere qualcosa veramente di significativo. Ecco, quando parliamo di maestro artigiano non contano solo le competenze, quindi le capacità ovviamente di creare il proprio prodotto per esempio, ma anche le competenze personali, la socialità, il fatto della relazione, nel senso che il maestro si deve relazionare con i propri collaboratori e ovviamente anche con i propri clienti e alla base di solito c'è il passaggio delle proprie conoscenze appunto ai propri collaboratori, dei segreti del mestiere. Esattamente, è proprio il tema, il fulcro che ha dato il via a questa iniziativa è proprio questo, cioè la volontà di dare, di passare tutto il proprio know-how, tutte le proprie conoscenze, abilità alle future generazioni. È ovvio che per fare questo bisogna avere delle attitudini particolari, qualcuno ce le ha sicuramente, quindi potrà dimostrare di averle, come dicevo prima, in base a delle docenze già fatte o comunque avendo fatto del tutoraggio per l'apprendistato. Qualcun altro potrà anche seguire dei corsi, ma questo insomma la Regione lo dirà, per arrivare appunto a far sì che la propria conoscenza e le proprie abilità possano essere trasmesse nel modo corretto, nel modo giusto al nostro futuro alla fine. Possiamo dire che il maestro ha anche un ruolo importante con una valenza sociale e so che Verona o comunque il Veneto stanno facendo, hanno iniziato un percorso che è un modello per tutto il nostro paese. Esattamente, è proprio così, arriva proprio dal Veneto, ovviamente ci fa solo che piacere, ma speriamo che possa essere ampliato anche ad altre regioni. So che a livello europeo già qualcosa si è fatto, già c'è, esiste, quindi diciamo che è un primo passo. Noi lo riteniamo un passo importante, importantissimo, perché dà un riconoscimento che già in realtà c'è sempre stato, perché comunque nelle botteghe artigiane il passaggio delle consegne, il fatto di riuscire a trasmettere la propria passione, il proprio amore per il proprio lavoro è una cosa che comunque si è sempre fatta nelle botteghe artigiane. Adesso abbiamo la possibilità di normare questa figura e di fare in modo che sia ancora magari più importante, più significativa. Quali sono i principali vantaggi dalla certificazione appunto di questo ruolo, di diventare maestro artigiano o di essere maestro artigiano? Ma innanzitutto si potrà, intanto l'impresa sarà iscritta comunque in un albo regionale di maestri artigiani. Dopodiché si potrà usare il logo che la Regione deve ancora istituire per quanto riguarda proprio questa figura e si potrà usarlo nella propria azienda, nel proprio logo, nella propria insegna, come dicevamo prima. Questo diciamo la base di partenza. Poi però è aperto un tavolo di lavoro in Regione e quindi non è ancora finito il lavoro, ecco perché dicevo prima siamo all'inizio, perché ci saranno tutte delle opportunità e tutta una cucina di idee, di opportunità che potranno essere date a queste nuove figure che entreranno a far parte del mondo sociale. Quindi diciamo il tavolo di lavoro regionale è ancora aperto e non abbiamo ancora tutto ben chiaro, ma stiamo lavorando mentre lavoreremo perché appunto questa figura diventi una figura importante ma che abbia anche un riconoscimento personale rispetto a quello che fa, che svolge tutti i giorni nelle loro attività, nelle loro botteghe. Insomma, siete all'opera, quindi noi consigliamo ai nostri telespettatori, se sono interessati, di contattarvi. Potete trovare maggiori informazioni anche sul sito confartigianato.verona.it. Grazie Presidente, le auguro buon lavoro, ci vediamo prossimamente.
Grazie a voi. Ci fermiamo solo per qualche minuto di pubblicità, tra poco.